Buonasera a tutti ragazzi, la luna si vede abbastanza bene, ho scritto aspettando l'UFO, può darsi che prima o poi qualche altra volta lo becco di sicuro, prima o poi a furia di stare qua fuori qualche volta pure lo becco, quindi vediamo la luna si vede abbastanza bene, facciamo un ingrandimento, eccola qua, quindi si vede abbastanza bene, quindi anche senza ingrandimento va bene uguale. Quindi diciamo che la luna si vede bene. In effetti eccola qui. E qua è normale, con lo zoom normale. Quindi questa stellina sta qua sopra, ma sarà una stella normale. Quindi scrutiamo un po' il cielo, vediamo che può succedere sempre di trovare qualche cosa, ma credo di no. Stasera non è la serata UFO. Però in compenso abbiamo questa bella luna a farci compagnia, quindi non demordiamo, sempre prima o poi lo beccheremo qualche cosa di strano, come già è successo in passato, però vorrei vedere qualcosa di più di quello che ho beccato l'altra volta, quindi che mi costa ogni tanto stare qua fuori, perdere 20 minuti, mezz'ora, scrutando il cielo. Forse sì, forse no, chi lo dice? Non si sa mai. In effetti, potrebbe pure capitare, quindi da qua non ci sta nulla di strano. Il cielo stasera è bello tranquillo. Stelle, qualcuno se ne vede così così. C'è una qui sopra, eccola qua. Poi da nessun lato si vede nulla, a parte la luna, ragazzi. Da qui niente, solo queste nuvole qua. Quindi stasera niente paranormale, quindi stasera solo la bella luna e nulla più. Eccola qua, diciamo in tutto il suo splendore. Quindi stasera ragazzi niente UFO strane o strane cose così. Quindi il cielo è bello pulito e non è sempre festa come dico io. Però ci accontentiamo della luna, dai. In cielo non ci sta nulla proprio, neanche una stella, a parte questa qui qua sopra. Poi è tutto... Solo la luna si vede, ragazzi. Poi nulla. Vabbè, ragazzi, vi saluto. Buonanotte a tutti. Quindi, buona luna a tutti. Vi lascio con una bella luna ingrandita. E ci sentiamo, ragazzi. Stasera niente cose strane. Ciao, Elettra. Vabbè, io non te mordo. Dopo, sempre alzerò gli occhi a cielo. Se qualcosa registro e se no, pazienza. Quindi. Tanto il mio computer è vicino a questa finestra, quindi se vedrò qualcosa di strano, piglio subito il registro. Anche se non faccio la live, ma l'importante è filmarlo, fotografarlo. Quindi l'importante è riprendere poi, dopo lo pubblico. Quindi, certo, no, solo la luna. Quello stavo dicendo, che aspettando il famoso ipotetico UFO, dico ogni tanto mi affaccio per vedere. Stasera ho fatto la live perché ci stava la luna, però ogni tanto io metto il cellulare qua fuori e registro. Poi se vedo qualcosa di insolito, poi diciamo lo pubblico. Quindi devo provare ad appoggiare il cellulare tutta la notte fuori qua, tipo così in effetti. Lo appoggio così e mi faccio tutta la notte registrando così. E poi la mattina me vado a vedere tutta la nottata come è passata.
siamo pure così, tranquillamente, a questa inclinazione così, tutta la notte, ciao Jasmine, e registrare tutta la notte così, per vedere se poi nella mattina quando vado a vedere il filmato trovo qualche cosa. Quindi in effetti ipoteticamente lo posso pure fare così, appoggiarlo vicino qua, così e registrare tutta la notte, ecco qua. E poi la mattina vai a vedere che è successo. Diciamo si potrebbe fare tranquillamente. Nulla, volevo cercare qualche cosa di particolare, ma Jasmine non ci sta nulla stasera. Nuvole, stelle, qualcuno, questa qua sopra, ma nulla. Ah, dai. No, io me lo metto in modalità di registrazione, no? Lo carico, lo tengo attaccato vicino alla corrente, così non si scarica. E poi la mattina mi vedo tutto il filmato, in effetti, quando è durato 7-8 ore. Io poi mando avanti e vedo se riesco a vedere qualche cosa di particolare nel filmato. E se non lo cancello. In effetti calcola che vado a dormire tardi alle 2, alle 8, alle 7, 8 già sto in piedi, quindi 5 ore di filmato, 6 ore di filmato, quindi mantiene. Sì, sì, per l'amor di Dio, è anche una bella veduta, però la cosa sai come l'altra volta che avevo visto l'UFO da questa parte qui, che avevo visto quell'oggetto che camminava, è un'altra cosa quella, quindi però la luna lo stesso è bella, quindi non è che è male, però ogni tanto mi affaccio per vedere se becco qualche cosa, a volte sì, a volte no. Quindi l'altra volta passò un UFO dall'altra parte, non qua, però nella parte della cucina, però non sono riuscito a prendere il cellulare a volo. Era un oggetto metallico, ma non sono riuscito a riprenderlo. Passò, era tipo un sigaro, passò veloce, ma non sono riuscito proprio a filmarlo perché stavo fuori, però volevo pigliare il cellulare. Come ho preso il cellulare è scomparso quella cosa strana, quindi non ho potuto filmare. Sì, sì, ma questo è più di un anno fa, è successo. Io stavo dall'altra parte in cucina, non da qua dove si vede il mare. Mi sono affacciato fuori così per sfizio, come sempre. Io avevo visto una cosa tipo un sigaro, ho detto e che cos'è sto coso mo? Stavo sospeso, ma lo vedevo bene con gli occhi. Ho detto mo vado a pigliare il cellulare perché stava in cucina, sopra il tavolo, io stavo fuori al balcone. E quindi ho detto mo, ho detto vabbè io vado e vengo che ci vuole. Il tempo sono andato dentro, non l'ho visto più comunque. È scomparso, non ho potuto dimostrare che era, ci stava qualcosa di strano. Di solito ho sempre il telefono in mano. Sì, sì, davvero, sì, sì. Ma più di un anno fa, non è una cosa di adesso. Non, ho sempre il telefono in mano, quella volta non ce l'avevo in mano. Di solito lo porto sempre quasi. No, non posso dirti un UFO sicuro al 100%. Era una cosa lunga, a forma di sigaro, che stava ferma in aria. Tipo, sai, tipo i dirigibili, ti faccio un esempio, però stava. Non è che lo vedevo bene, però non era un dirigibile perché lo conosco il dirigibile. Era come una cosa lunga, con delle luci sotto e non sapevo che cos'era. Un elicottero no. Quelli che vanno a buttare, che prendono l'acqua, diciamo, i deltaplani che vanno a pigliare l'acqua, quelli là no. Quelli li so a memoria. Quindi non era un veicolo, diciamo, che io ho visto su internet o qualche altra parte. Quindi no. Non era nemmeno rotondo, figurati. Di solito l'UFO tu ti aspetti una cosa rotonda, invece questa era lunga, a forma di sigaro. Quindi con delle luci sotto, però non si vedevano se erano rotonde. Si vedeva un bagliore, diciamo così. Il tempo che sei entrato dentro dal balcone in cucina, ciao ciao, non si è visto più. Magari pure se non facevo la live e riuscivo a inquadrarlo, capito? È normale, poi lo mettevo su YouTube, era una cosa, quindi non ci stava il tempo di fare la live. Quindi perciò la cosa migliore era solo registrare.
Perciò ho detto metto il telefono fuori al balcone, prima o poi lo becco qualche cosa strana che passa sui cieli, diciamo. Ecco qua, adesso vedo qualcosa ragazzi, questa cosa qua, guardate. Adesso vedete, io non stavo guardando nulla, qua non stava nulla poco fa, vedi? Ti faccio vedere, guarda. Adesso è comparso, vedi? Guarda adesso. Io mo stavo dicendo che non ci stava nulla, ragazzi. Adesso eccolo qua, vedete? Io come ho detto poco fa. Non ci sta nulla stasera, ragazzi, non si vede nulla e poi ecco che succede qualche cosa. Vedete com'è? Non lo so che cosa sia, quindi... Sì, sì, ma ce ne stanno un sacco che stanno guardando ste cose. Vedi, mo? Io poco fa, come ti ho detto, Jasmine, non ci sta nulla, ragazzi. Ho fatto vedere tutto. Se andate indietro col video, dopo voi vedete che io ho ripreso tutto il cielo. E ho detto, ragazzi, stasera mi sa che io non vedo nulla, però che mi costa stare qua un po' a vedere, a girare. E poi vedete, all'improvviso di fronte a me ho visto un punto luminoso e sono andato a ingrandire. E mi fa vedere così, ragazzi. Quindi vedete, prima io stavo così, no? In effetti io stavo normale, in modalità normale così. Eccolo qua, vedi? Voi adesso andate indietro con il mio filmato e vedete che questa qui che vedete adesso non ci stava, quindi basta tornare indietro col mio filmato. Quindi vedi, adesso c'è. Prima ragazzi non ci stava nulla, io ho fatto il video in diretta insieme a voi. E quindi subito sono andata a ingrandire, eccolo qua. Ciao, bravo. Sì, vabbè, grazie. Vedete ragazzi, cioè io stavo in diretta con voi, non è che puoi dire Giuseppe tu... Io stavo parlando con voi e mi lamentavo proprio del fatto che c'è sta solo la luna stasera. Poi ho visto qualcosa da lontano con l'occhio e ho detto ma che cos'è questo? Prima non c'era, adesso c'è. Sì, lo so ragazzi, tante persone stanno guardando queste cose strane nei cieli ultimamente, però non riusciamo a capire che cosa sono purtroppo, quindi non lo so. Diciamo che come sempre sono incognite, non possiamo dire che cos'è. Questo qua è sferico, si vede più o meno, è rotondo. Quello che avevo detto io l'anno scorso era lungo, a forma di sigara. Sì, perciò non lo so che cos'è Erettra, ti dico una bugia, no? Va veloce, quindi non riesco. Io sto al massimo dello zoom, calcola che questo è un cellulare, comunque non è un telescopio, quindi questo è il massimo che posso avere. No, io adesso Ale non stavo parlando con i ragazzi, con le ragazze, anzi, che non si vedeva nulla. Ho detto stasera mi va male, ho detto non riesco a guardare nulla, solo la luna. Io Salerno città. Ho detto vabbè, mica può essere sempre festa. Ho detto l'ultima volta ne avevo beccato uno che si muoveva addirittura, che camminava. Ho detto vabbè, sarà per un'altra sera, ho detto figuratevi. Quindi ho fatto la ripresa di tutto il cielo e non ci stava nulla, ragazzi. Quindi adesso invece poi ho detto aspettate un attimo, ragazzi. Io ho detto adesso vedo qualche cosa. Adesso eccolo qua, io senza lo zoom e si vede così, guardate. Qua è senza lo zoom, è in modalità normale, quindi vedete. Prima io ho ripreso ugualmente così e a quel punto non c'ero. Ma non lo so, Alen, guarda, prima ho fatto la diretta e non ci stava nulla. Io ho fatto così, guarda. Sono girato da così, così, ho detto ragazzi, stasera ho detto non ci sta nulla. Ma non lo so, Elettra, ti dico una bugia. Ho fatto così, ragazzi, stasera è solo l'una, poi ho fatto così, ho detto aspetta, ho detto io vedo una cosa luminosa. E poi vado a ingrandire e mi esce questa cosa così. Ma non lo so, ti dico una bugia, non lo so, Elettra. È una cosa strana che è comparsa mo, prima non c'era e non lo so sinceramente, non posso dire, no?
è un UFO oppure no. Quindi come vedi questo scompare, compare, boh, ma è scomparso mo. Ah, eccolo qua. Quindi non posso dirti, lo possiamo pensare, però non possiamo affermarlo. Io cerco di tenere il cellulare con due mani, ma vedete che si muove lo stesso, quindi con tutto che lo tengo bello fermo, si muove. Cioè, e sta fermo il cellulare, ragazzi, con due mani. È tutto strano, bah. Ultimamente comunque molta gente sta guardando queste cose, non sappiamo che cosa sono. Ecco qua, vedi? Vabbè ragazzi, vi saluto, ci sentiamo più tardi. Voglio mandare questo filmato ai ragazzi, quelli che fanno c'hanno l'osservatorio là, voglio vedere che mi dicono loro, lo faccio vedere a loro, dico ragazzi che cos'è sta cosa. Loro più o meno ne capiscono, io no, quindi per me era una cosa che prima non c'era e quindi poi è comparsa. Loro conoscono più di me dove stanno i pianeti e tutto, quindi loro si sanno regolare in base alla luna. Quindi se mai faccio puntare a loro i telescopi, che loro hanno i telescopi più potenti e possono vedere molto meglio. Ricordiamo che questo è sempre un cellulare affinato. Vabbè ragazzi, buonanotte a tutti, ci sentiamo domani. Poi se qualche cosa, se mi dicono qualche cosa lo lascio nel commento di questo video poi. Ciao Fralo, buonanotte a tutti ragazzi.